Segretario Mussina, l'Italia dei Valori oggi non è rappresentata in Parlamento, correrà per le prossime elezioni europee. Certo. Faceva parte, diciamo così, della famosa foto di Vasto, in cui sembrava potesse diventare o essere già parte integrante del centro-sinistra riformista italiano. Poi, insomma, non voglio fare la storia degli ultimi 10 anni, però io le chiedo che cosa vede oggi? Ma innanzitutto impegno Italia. È un paese strano il nostro, noi siamo passati da Cresci Italia, Salva Italia, decreti del fare, oggi impegno Italia. In realtà ci troviamo in un'Italia in grande difficoltà, dove noi dell'Italia dei Valori abbiamo portato avanti delle battaglie concrete, battaglie che cercavano di puntare a quello che è il lavoro, la tutela delle fasce sociali più deboli, le piccole e medie imprese che oggi vivono una difficoltà estrema, un paese che secondo l'Istat ha 4 milioni di poveri, gente che non riesce a mangiare in maniera regolare una volta ogni 2 giorni. Io credo che l'analisi che fa il Presidente del Consiglio di una crisi da cristalleria dia il senso di un errore di valutazione. In Italia non siamo in una cristalleria, c'è bisogno di un intervento shock, di un intervento forte, le imprese vanno via, ci sono degli interventi da fare e questo è quello che noi chiediamo come Italia dei Valori. È per questo motivo che ho già inviato al Presidente... Messina, prego. Io la interrompo soltanto Certo. per dire che credo di non aver capito male se affermo che Letta si riferiva a una questione di metodo, cioè di gestione, diciamo, parlamentare e nei rapporti tra... Ma a me sembra anche il merito, perché alla fine rispetto a una crisi così evidente, intervenire con delle misure che sono delle piccole misure, se non intervieni seriamente per ridurre il cuneo fiscale, il costo del lavoro, se non ci si batte in Europa, stiamo parlando tanto di Europa e noi ci presenteremo come Italia dei Valori, io stesso sarò candidato nella nostra lista dell'Italia dei Valori, per dire ci vuole un contratto collettivo di lavoro europeo, equipariamo i lavoratori italiani ai lavoratori europei. Avete visto l'Electrolux, non si capisce per quale motivo in Italia debba pagare 700 euro i lavoratori e invece al suo paese li paghi normalmente. Un fisco europeo dove le imprese italiane paghino le stesse tasse delle imprese tedesche. Noi vogliamo essere europei, non tedeschi, però questo il governo deve farlo battendo i pugni, non muovendosi a piccoli passi perché si rompono i cristalli. Io credo che ormai i cristalli si sono rotti nel nostro paese e al contrario abbiamo bisogno di interventi forti e decisi. Uno per tutti. Chiederemo al Presidente del Consiglio, abbiamo fatto già richiesta di un incontro, di illustrare da un lato la nostra proposta di sviluppo economico da 100 miliardi, sblocca lavoro, dall'altra parte di sapere per quale motivo i beni confiscati alla mafia non vengono venduti. Presentiamo il nostro disegno di legge e ci auguriamo che ci dia una mano a raccogliere le firme, che in Parlamento si arrivi a questa conclusione. Sono 80 miliardi di euro, ma perché non li usiamo per dare risorse alle imprese? Perché non li usiamo per esempio per bonificare i territori italiani devastati dalle ecomafie e daremo anche lavoro? Cioè ci vogliono interventi forti, Grazie. non, mi dispiace, piccoli interventi per non rompere i cristalli.